Bella Italia, arte sacra. Chi sem in diocesi provincia di Pisa, anzi anche in comune di Pisa, bellissima sorpresa andando in Toscana, località colta, non dico per caso, ma insomma guardando un po', orientandoci su quello che c'era sulla cartina. San Pietro a Grado o San Piero a Grado, bellissima basilica di epoca romanica, poi anche con successivi interventi, ma su un luogo di culto antichissimo, pare del IV secolo. E la roba che stupisce è che uno arriva qui, dice parcheggia la macchina e viene giù, dice ma che bello, c'è quest'abside, anzi tre absidi nel retro della basilica. Allora che giro intorno, andremo dentro, ci sarà una facciata. E invece dall'altra parte che è un'altra abside, curiosissima e rara costruzione con due absidi, eccola qua, quella dell'altro lato, con un tronco, un moncone diciamo di campanile, perché purtroppo che il campanile è stato giù, l'hanno abbattuto l'esercito tedesco in ritirata durante la seconda guerra mondiale per evitare che gli alleati avessero un ottimo punto di osservazione, e queste sono le fotografie che riprendono il campanile come era, bellissimo anche lui chiaramente. E entriamo all'interno, è a dir poco spettacolare questa, queste tre navate con questo è l'abside che diciamo nella parte orientale con le altre due absidi laterali, chiaramente architettura romanica, e questa è l'area dove c'è questa colonna detta di San Pietro, perché si dice, la tradizione dice che San Pietro sarebbe approdato in Italia in questo luogo, in questo Gradus Arnensis, cioè era il porto di Pisa praticamente, perché l'Arno, come sappiamo, prima aveva un corso che era un po' più breve, poi portando il materiale eccetera la costa si è avanzata e qui c'era praticamente, eravamo in prossimità del porto di Pisa e qui sarebbe il luogo dove San Pietro, dice sempre la tradizione ma chiaramente non possiamo essere certi, avrebbe celebrato l'Eucarestia. E questa è in fondo si vede l'altra abside, ecco qua, qui sono gli scavi con l'area dove c'erano i precedenti luoghi di culto. Anche qui ci sono delle forme semicircolari, anche qui sarà stata l'abside di una chiesa precedente. Qui c'è questo gigantesco crocifisso, io non l'ho misurato però mi pare che il Gesù sarà almeno di 2 metri, anche di più, e con la croce penso che arrivi ai 4, non lo so. E anche in questo caso uno può guardare sul sito, ci sono tutte le informazioni e i dipinti che risalgono a qualche secolo successivo sono, però neanche tanto, sono bellissimi perché sopra ci sono le storie di San Pietro e di San Paolo, quindi con i vari episodi della loro vita, e al di sopra delle colonne, nella fila sopra le colonne ci sono, qui per esempio ci sono appunto ecco, episodi sempre di Pietro e Paolo, deve essere la conversione penso, e ci sono le immagini dei papi ed è una antichissima, eccezionale raffigurazione dei papi, ovviamente fino al momento in cui venne costruita la basilica. Qua ecco, ho trovato Leo Tertius, Leone III, Papa Leone III, l'ho fotografato in onore di Papa Leone XIV, felicemente regnante, come si suol dire. Ed ecco altri papi, qui ci sono anche altri affreschi lungo le navate, guardate questo scorcio, veramente è incantevole, poi per chi ama l'arte romanica. E questo è San Pietro o San Piero a Grado che ci saluta, vi raccomando che se pudi di andare a vedere perché è proprio bellissimo. Ciao a tutti.